I medici l'hanno definito un miracolo veneto, un intervento chirurgico di 20 ore, 50 professionisti dell'azienda ospedale Padova impegnati in sala operatoria, una nuova frontiera della chirurgia. Per la prima volta in Italia e in Europa, infatti, l'equipe del professor Umberto Cillo ha effettuato un trapianto di fegato innovativo. Sono state prelevate 2 parti di fegato da 2 donatori viventi e inserite in un unico paziente. In assoluto siamo i primi per trapianti a livello nazionale, lo dobbiamo a questi eccezionali professionisti, ai loro team, e ancora oggi un altro grande primato a livello nazionale. Sono molto orgoglioso di questa realtà dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. Pensate che fa il 10% dei trapianti di tutta Italia, quindi una realtà veramente molto importante, non solamente in area trapiantologica ma in tante altre aree di attività. A differenza delle donazioni tradizionali da vivente, quando a un singolo donatore si esporta il 65% del fegato, 2 giovani nipoti della donna hanno deciso invece di donare il 25% del proprio fegato, permettendo il doppio trapianto per ricostruire l'organo della zia. Con un minimo impegno per entrambi i donatori, questa è la forza dell'intervento. Certo sono 2 interventi anziché uno, ma l'impegno è davvero minimo. In 30 giorni i fegati sono già rigenerati ormai, sono già passati, e i donatori hanno ripreso una vita banale e come dire, completamente regolare dopo solo 3-4 giorni. La prossima frontiera è quella infatti di garantire sempre più sicurezza ai donatori. Tanto più i donatori sono sicuri, tanto più avremo chi si mette a disposizione del prossimo e garantisce una speranza ai pazienti.